La sua storia, noi la conosciamo come città di passaggio, la conosciamo perché la dobbiamo attraversare quando quando dobbiamo prendere la nave per raggiungere Genova, ma Porto Torres ha all'interno del suo territorio tantissima storia, ad iniziare dal Neolitico con le Domus Deianas del Subruzzi-Fisumano, che sono tre tra le più grandi e imponenti della Sardegna, per passare poi all'epoca romana con il palazzo di Re Barbaro, le terme, probabilmente c'era anche un teatro che ancora non è stato scoperto, ma che sicuramente all'interno di quella che era Turris Libisonis e che fungeva da centro importante all'interno di quelli che erano gli scambi commerciali tra Roma e la Sardegna c'era. All'interno di questa città, che ha dimenticato forse per troppo tempo le sue origini, nasce nel 2006 l'associazione Intragnas e dall'anno scorso all'interno di questa associazione, guidati dai ballerini più grandi, nasce questo mini folk che stasera si presenta a noi con tre balli che sono presi dalla tradizione lugudorese, che era quella più vicina a loro, quindi Ballodundu, Tillu e Ballapasso. Mini folk Intragnas. Siamo di parte. Ehi! Tutto quel che dura. Non si sente. Cosa vuoi? Di tutti? Sì che c'è. Buffe.
Allora, chiudiamo la parte relativa alla Sardegna con un'associazione molto giovane, come detto prima, che ha soltanto un anno di vita. Vivere a Porto Torres, innamorarsi di tradizioni popolari non è facile, quindi l'applauso per la voglia e la passione che ci mettono. Adesso gentilmente vi chiedo di lasciare il palco con l'applauso delle zone, perché vi chiedo di sedervi per vedere l'ultimo po' internazionale oste, perché ci porterà in una lontana, ho detto che è stata all'inizio foriera di buoni rapporti tra Florino e la Colombia, la terra di